congregazione dei Salvatori di Gesù e Maria a suonare per l'insegnina. Come? E quanti missionari nascondono oggi? Non avete avuto il telegramma? Ma allora, voi chi siete? Perché vi siete spacciato per un missionario cinese? Siete o non siete sacerdote? Spacciato? Perché mi dite spacciato, coscienza? Per caso che ci hai domandato cosa? Signor Martino, un momento, mi aiuti lei a districare questa matassa. Ecco qui due persone che affermano entrambi di essere il missionario cinese atteso per oggi. Ma è chiaro che uno è due mente. E non so per quale fine, indubbiamente perverso, si è presentato qui sotto mentite scuse. Il fatto è gravissimo. Padre vicerettore, la sta a fare al sottoscritto che sono pratico di queste vocazioni. Reverendo, lei possiede il documento di identità? Subito. Documento. Ecco il mio passaporto, la mia tessera postale, il celebre del mio ordinario e una lettera di presentazione di Monsignor Melchius, visitatore apostolico a Shandong. Bastano? Padre vicerettore, qua c'è un bullo che mi pare a te fatto. Lasci stare, signor Martino, la faccenda è chiara. Ci perdoni, padre, se abbiamo dubitato di lei, ma si mette un po' nei nostri panni. Si era già presentato quello lì al suo posto. A proposito, e voi chi siete? Parlate, che siete venuti a cercare qua in seminario. Siete o non siete sacerdote? Confessate, su! Buono, che mi stonavo! Fuori le vostre carte! E quale carte? Calma gli sacchetti, cioè. Siete sprovvisti di documenti di riconoscenza? Benissimo! Non c'è dubbio ormai. Voi vi siete introdotto qui per ordire qualche tranello secondo il vostro costume. Adesso capisco perché vi eravate nascosto sotto il tavolino. L'avevamo colto in flagrante, eh? Per l'ultima volta vi invito a dichiararci il motivo di questo travestimento. Altrimenti, badate, sarò costretto a svolgere denunce contro di voi. Avanti, parlate! Non posso. Coscienza, troppo buono. La stessa fare al sottoscritto che ora me lo porto in camera di sicurezza e lo faccio parlare a suon di mazzucca. Impossibile condurlo via con quella tonaca. Sarebbe uno scandalo. Via, toglietevi la veste. Non posso. Per quale causa? Sta per causa delle cause. Si capisce che c'entrano le cause. Tutto sto imbroglio per le cause sta succedendo. Vedo, è tutto un complotto comunista. Dunque, bravo l'onorevole Di Causi. Avanti, dite tutto. Siete un emissario dei comunisti, voi confessate, su. Ma confessare magari, davanti a tutti. Sicuro. Voi vi siete introdotto qua dentro per ordire qualche tranello secondo il vostro costume. Non signore, o vedi che sta sbagliando, non si tratta di costumi. Ci va la coscienza, mo fa un bagno, si tratta di vestito completo. Vestito. Ma che avete dicendo? Voi vi proiettate tipo la matazza bassa. Visto che costui venire a fare il fino tonno, me ne lavo le mani. E prego, lo porto in carcere. In nome della legge vi arresto! Ma qua restate, che siete pazzi? Senza quale resistenza, quale mani? No, papà! Miracolo, miracolo! Venga, finché non ti scandare. Ma non mi sfonda questo caruso. Guarda voi, dici volta. Parla, ragazzo, conosci quest'uomo? Non voglio fare cazzolato. Ah, è tuo padre dunque. E perché fingevi di essere sordomuto? E perché mi fingeva di non conoscerti? La matassa si imbroglia sempre di più, non ne comprendo un'altra. La stessa fare al sottoscritto e ci torneremo, padre vicerettore. Ora mi riporto tutte e due in camera di sicurezza, padre e figlio, e li faccio parlare a suon di tarantella. Ossia, non dubbi, ci penso io. Volete scappare adesso? Sì, lasci cadere, per favore. Vedete adesso che ti stanno tirando la culo. Dici, lasci il fuori, voglio dire, la cavalcatura. Donna Ciccina! Forza nella custodia della cavalcatura di quest'uomo! Magari gli suona, magari che scelta combattere ora. Forza, voi che chiacchiere andate! Oh, vieni va, vieni se, basta. Donna Ticcina, trattatela buona, ciccarella. Beh, torniamo a noi, vediamo se si può giungere ad una conclusione. L'unica conclusione, padre vicerettore, ci torneremo. Fossi chi che lo buttarlo in carcere. A tutte e due a padre e figlio. Ma vedi che gran facci già la mente caiano, va. Uè,
cava facci delle muere. Perché tutta questa confusione? Oh, finalmente! Pare Cambasto! Ve l'avevo detto io che fedeva a Tozzola! Ci mandava pizza, che mandava una fucilazione! Venite qua ora e liberatevi del sto brodo! Voi che mi ci mettisto! Fate i vostri comodi voi! Dove siete stata? Padre il direttore, alla posta, a ritirare la pensione. E lasciate incustodita la portineria? Puppi, un momento solo, e incaricai sta persona di stare al mio posto. Già, lo vi affidato a lui. Non sapevate che cos'era un comunista? Comunista? Ma quale comunista? Quando mai? E tu, pappalato, da dove vieni con quell'abito? Padre, sono stato distretto per la visita militare. Avanti, coraggio! Ci contaste la passata! Siccome non mi è arrivato da casa l'abito borghese, ho chiesto a quest'uomo che della mia stessa statura se mi poteva prestare i suoi vestiti. E io, per farci fuori sto chiedo, ma poi per la soleste! Oh, santo cielo, adesso comprendo. Ma cosa vi ci portava qui in seminario? E niente, che è venuto a portare quel bambino là che vuole entrare in seminario. È vero. Sì signore, svolge il seminario canonico. Una volta! Ma ora basta! Se tu togli, fare ancora, ne fare di canonico! Ti caputo che andiamo fortuna, papà e tumpolati, che ti faccio lasciare la minuta su te cazzate! Ma perché, papà? Chi? No, vedi come ci sta prendendo la tua pace! Manco a venura che mi mise la tonica! La già mi stavano mettendo paticolo! Massaro Cinnaschi e Topaci e Massaro Cinnaschi devi essere tu! Ogni secola e secolare! Calma, buon uomo, è stato tutto all'equilibrio. Adesso aggiusteremo tutto. Non pensiamo più al passato, spero che diventeremo buoni amici. Ora, se comodi pure con Sofia in camera mia, prenderemo gli accordi. Non vuole offerto un bicchierino? Un bicchierino l'accetto sempre, ma vorrei ma voglio pensare. Avete visto cosa avete fatto succedere in seminario? Ci sono per nulla superiori. Ah, se mi avesse informato di questo, non sarebbe accaduto questo brutto incidente. Affinché impariate per un'altra volta, vi tratterò 500 lire dal vostro stipendio. E tu, pappalato, farai 3 giorni di silenzio! Vice direttore, se permetti, ci dunque la mia opinione. Volevo sistemare tutte le cose, però non restare sciasci che per nulla. Coscienza, troppo buono, ne lasciano perdono generale. E fici. L'avevo anch'io padre, mi dispiacerebbe assai se la mia venuta qui fosse motivo, involontario certo, di castigo per qualcuno. E sta bene. Dato che il tuo padre missionario e questo buon uomo intercedono per voi, è dimenticato tutto! Non te ne parli più! Grazie tante a lei e magari a voi, caro Massaro. Grazie padre, grazie signor Trennaschi. Niente, non c'è di chi. L'importante è che lo sciogliero tutti in roba. Ma c'è il direttore, scusi, ma allora che facciamo? Non ne restiamo più a questi ragazzi? Signor... Io mi ero organizzato con la mia collega. Signor Martino, buon consiglio. Invece di fare la rabbia, offrici lo scopasciato, catturato, bastava il galantomine più delinquente, quella rabbia casite, volgare, la testa di un calabrisa da maresciallo dove paesi, vergognato. Signor Martino, non ha compreso che la faccenda è stata perfettamente chiarita? La ringrazio tanto del suo operato, ma non c'è bisogno più. Dunque, caro fattore, venga pure con vostro figlio. Venga, padre. Momento, signore, momento. Iannuzzo, dato che siete stato peggio di tuo padre, e sta volontà di fare di parino, non da polluare la testa, te lascio in seminario, ma ruoti dell'esperienza di tuo padre.
Magari quando ti mette una tonica, i causi non la lasciare mai. Vi spiego perché in momento di pericolo, come oggi, avendo le cause, salve la posizione.